Acragas, siamo quasi al capolinea. Domani scade il termine per le iscrizioni e a meno di un miracolo il popolo bianco-azzurro dovrà dire addio alla Lega Pro. Sia Giavarini che Di Napoli si sono tuffati sui social per esprimere il loro stato d'animo. Il tecnico ha scritto: i giganti non mollano. Dopo quel post tanti tifosi hanno scelto di condividere e commentare. Mister, scrive un supporter, dipendesse da me verrei a prenderla anche a piedi per riportarla ad Agrigento. Di Napoli vuole la sua gente, in mezzo però ci sono i conti che non tornano e la speranza di una Lega Pro che piano piano si va spegnendo. I conti sono incontrovertibili. Il presidente Silvio Alessi, che martedì sera ci ha messo la faccia durante il sit-in organizzato da un gruppo di sostenitori, li ha resi pubblici. Ecco il somaro sfogo affidato ai numeri. Questo campionato, vinnendo i giocatori ammati a gennaio, ne costa 1.900.000 euro. Le entrate sono queste. Ci sono i bilanci. Le entrate sono 800.000 euro della Lega. Va bene? 270.000 euro dell'Enel. 70.000 euro di biglietti di incasso. 70.000 euro. Tutto l'anno e 40.000 euro di abbonamenti. 110.000 euro abbiamo incassato dei piccoli sponsor, va bene? E 600.000 euro, 600.000 euro che era il buco della stagione, va bene? 300 le misi Giavarini e 200 le misi io. E mancano ancora 100.000 euro. Alessi fa poi ancora un altro passo indietro e rievoca quei momenti travagliati, difficili, vissuti a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo anno. Sì, vede che io ne voglio sapere più di pallone, vede che io mi sono segnato, io ne voglio sapere più. E allora Marcello, questo campionato non lo possiamo non finire. Non voleva più continuare, l'ho convinto a firmare la fideiussione. Insieme a me, mi sono obbligato io il comune da tutti, che io sono socio di questa squadra al 12%. Va bene? Io ho il 12%. E 2 anni che ne sciogana per il 50%. Non ci vuole che ci credi, non ci vuole che niente, ci sono gli altri. Al commercialista, il bilancio, si va a lì. Le parole di Alessi oggi sono rilanciate da Giavarini, che su Facebook scrive: non posso non pubblicare le dichiarazioni del presidente Alessi con le quali riconosce pubblicamente come io sia stato ingannato e siamo stati lasciati soli. Poi, rivolgendosi ai tifosi, aggiunge: adesso riflettete, perché ho manifestato fin dall'inizio la volontà di ritirarmi dall'Acragas e ho messo da parte il progetto per il quale ero venuto ad Agrigento. L'inganno non porta lontano. Queste ancora le parole di Giavarini, che hanno subito innescato sui social delle reazioni, invitando il presidente licatese a non abbandonare i colori bianco-azzurri, ma forse è ormai troppo tardi.